Cosa c'è di più bello che vedere Venezia dall'alto per un turista? Lo sa bene la società che organizzava voli sulla laguna senza però avere le autorizzazioni necessarie. La Guardia di Finanza di Venezia, al termine di un'attività di indagine diretta dalla Procura, ha quindi sequestrato due elicotteri che venivano utilizzati da questa società operante nel settore turistico per effettuare dei veri e propri tour dall'alto. Dagli accertamenti è emerso che la società, con base operativa su un'elisuperficie adiacente all'aeroporto Nicelli del Lido, avrebbe svolto voli panoramici sulla laguna, che venivano ampiamente pubblicizzati sul web, senza però possedere il certificato di operatore aereo previsto da un regolamento comunitario. Le Fiamme Gialle, che hanno operato in sinergia con i funzionari dell'ENAC, l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, si sono presentate alla base di volo e nella sede delle ditte coinvolte nella gestione dei mezzi aerei, trovando i documenti che dimostravano l'impiego di questi elicotteri per scopi turistici. Oltre al sequestro, l'operazione ha portato alla segnalazione dei rappresentanti di due società per violazione degli articoli 1188 e 1231 del Codice della Navigazione. Sono in corso approfondimenti per verificare l'esistenza di eventuali altri responsabili.